molto alto all'inizio. Sì, sì. Vado a prendermi un carico batteria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a lui il Signore, e splenda la luce perpetua del riposo e pace. Salve Regina, Madre di misericordia, Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te corriamo, figli di Dio, a te sospiriamo, gementi di attenti questa sala di miracoli. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgere gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o Dio, dolce Vergine. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudisci, ad ogni vocazione che chiamo prega per lui. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine Vergine, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre senza macchia, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine sapiente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, dimora dello Spirito Santo, dimora consacrata a Dio, dimora colma di gloria, rosa mistica, gloria della stirpe di Davide, Vergine potente contro il male, splendore di grazia, arca della nuova alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei veri cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina del Giorno
quello sta andando, però dice che non è collegato. Non è collegato? Guardi, non c'è nessuno collegato. Ah, chiaro. Adesso mica bello. Funziona. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Sì, quindi uno collegato. Santa Madre di Dio, preghiamo. O Dio, tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna per la sua vita, morte e Eccolo resurrezione. qua. E noi lo sempre sposato della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri. Concediti di dare ciò che hai contento e di raggiungere ciò che hai strumento. Per Cristo nostro Signore. L'Eterno, riposo, dona a Dio Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposo in pace. Padre,
Vi sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stato dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molto la giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Parola di Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio, questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi, mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Venite benedetti del Padre mio, dice il Signore. Ricevete il regno preparato per voi, fin dall'origine del mondo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avverrà come un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che gli aveva ricevuto 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse:
sorgesse un mondo, che vieni dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con interesse. Toglietevi dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle terre. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Lode a te. Nonostante i suoi 94 anni, molti di noi avrebbero pensato per Luigi altri anni accanto alla cara Ida, soprattutto che avesse potuto, visto che mancava poco più di un mese, poco meno di un mese anzi, festeggiare con lei i 70 anni di matrimonio, 70 e passa anni di vita insieme. Purtroppo la malattia che conosciamo ha impedito questo. Sicuramente il Vangelo che abbiamo ascoltato ci ricorda che abbiamo un tempo la cui entità, la cui durata non è conosciuta e siamo invitati dalla vita e soprattutto dal Signore della vita a vivere fino in fondo quello che siamo, quello che abbiamo, a mettere in gioco i nostri talenti. Perché? Perché la vita ha senso solamente quando tu capisci perché sei in vita, perché hai questa vita. E riguardo a questo potremmo dire che i talenti che hai, siano pochi, siano tanti, sei chiamato a viverli appieno. 94 anni sicuramente sono stati un tempo lungo per poter vivere appieno i propri talenti da parte di Luigi. Per un cristiano cosa vuol dire vivere fino in fondo la vita? Vuol dire pensare di non essere da soli. Vuol dire pensare che la vita ha senso, ha sapore, ha sapienza solamente quando tu unisci la tua vita a quella di altre persone e generi magari anche vita nel suo caso. E di generazione in generazione passa questa sapienza. Vuoi vivere veramente per qualcosa? Vivi per qualcuno? Sì, come marito, come papà, come nonno, come bisnonno. E allora lì la vita ha pienezza e naturalmente quello che a qualcuno può sembrare poco, può sembrare qualcosa di normale, per Dio invece è tanto. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo Signore. Per questo Dio che ha vissuto tanto, che ha dato tanto, con e per chi amava, è una persona che ha avuto la possibilità di accumulare un grande tesoro davanti a Dio, al Signore della vita. Chiediamo al Signore un grande dono. Signore, noi abbiamo esempio di persone che con semplicità, senza fare cose straordinarie, con un comportamento potremmo dire da persone normali, che sembrano essere sempre di meno in questo periodo. Tu ci dai l'esempio che quello che è grande ai tuoi occhi, quello che rende grande la vita, è l'amore della famiglia. Cos'è una persona senza famiglia? E anche le persone che vengono
essere sempre in alto, sempre più in alto, e più sei in alto, più sei solo, senza una famiglia, senza quello che fino a qualche tempo fa sembrava normale e che adesso purtroppo è un po' meno normale, la realtà della famiglia. Chiediamo al Signore che Luigi sia accolto nella grande famiglia di Dio, nella grande famiglia dei santi, riguardo a coloro e da coloro che da questo Dio hanno attinto in vita la forza, l'amore, la sapienza per essere capaci di contribuire a edificare la grande famiglia di Dio. Chiediamo che possa assaporare i frutti di quello che ha cercato di essere e soprattutto per quello che ha cercato di dare, i frutti di un Dio che ti chiede tanto, che ti chiede tutto, però riguardo a cose piccole tu vivi quel tutto, tramite le piccole azioni, le tue parole, i tuoi gesti, e che quel Dio possa dargli quello che Lui ha cercato a sua volta di dare a tanta gente. Chiediamo al Signore poi che il bello di chi si lascia diventi nostro, perché giustamente noi in questi giorni facciamo sentire direttamente o indirettamente, secondo le nostre possibilità, la vicinanza alle persone più care del nostro fratello Luigi. Però la cosa più bella che si può fare a qualcuno che si saluta è dire: quello che tu di buono hai fatto lo faccio mio. Quello che può essere stato ricchezza per la tua vita diventa luce anche per me. Relazioni, famiglia, affetti, vivere e essere per qualcuno. Chiediamo al Signore che sia una sapienza di vita che si passi di generazione in generazione, da parte delle persone che salutiamo, da parte delle persone magari in questo caso anziane, ma la cui sapienza di vita rende sempre giovani, perché tu se dai, se tu sei assieme a qualcuno, sei fecondo, e più vai avanti con gli anni continui a essere dono. Che questo segno, questo esempio, questa sapienza sia qualcosa che passi ad altre persone. È il modo più bello che possiamo vivere, che possiamo essere, dare, fare nostro, per rendere onore a chi salutiamo, in questo caso Luigi, in altri casi ad altre persone. Che Dio colga Lui e che noi possiamo prendere il meglio di ogni persona che salutiamo. Fratelli e sorelle, sia che viviamo sia che moriamo, noi siamo del Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché di fronte al mistero della vita e della morte infonde in noi la beata speranza della risurrezione. Diciamo insieme: Signore della vita, ascoltaci. Per il nostro fratello Luigi, il Signore che conosce i tempi del nascere e del morire, lo accolga nella pace della Santa Gerusalemme. Preghiamo. Per il nostro fratello Luigi, il germe della risurrezione, ricevuto con il battesimo e alimentato dall'Eucaristia, fruttifichi nella pienezza di Giulia. Preghiamo. Per i familiari, i parenti, gli amici, il dolore del distacco si apra alla certezza che la morte non spezza i nostri vincoli di amore, poiché tutti siamo uniti in Cristo. Preghiamo.